No, vabbè ragazzi, che roba assurda, venite di qua a vedere. È aperto, è una figata. Buongiorno amici e bentornati sul canale. Oggi giornata veramente senza precedenti per me, perché oggi la modalità non è solo droni e una semplice escursione, ma siamo in modalità urbex, ovvero come potete vedere mi trovo in un castello abbandonato. Sono ancora con i miei amici Salvatore e Massimiliano. Non ho mai fatto una cosa del genere prima, sono veramente gasato, quindi ragazzi io vi do il bentornati in un nuovo video. Oh, qua c'è il pozzo. Oh! Incredibile, guarda qua. Beh, mi sembra giusto. Macchina? Si va di sopra? Oh, è sotto scala di Harry Potter. Spettacolo, ragazzi. Non si sa mai. Espressione. Il bagno. Vado? Sono molto più moderni questi appartamenti. Ci sono abitati anche perché ci sono contatori di ultima generazione, di penultimo, hanno cambiato ora. Quindi poi Max ha qualche informazione. hanno rifatto i massetti, hanno rifatto il bagno verniciato, il bagno è nuovo. Che c'è? Ci hanno abitato secondo me fino a decine di anni fa, anche meno. Inagibile, quindi. Sì, qui c'è roba recente, dai. Biancatura recente. Io le faccio al lavoro. Sì, Devo vedere questo effetto qui come se fossero lì. Questa parte qua tu dici? Sì, tutte le legno, vedi, sembra Sì, sporco di polvere, no? Sì, grande. Che roba ragazzi. Proseguiamo di qua. Ciao! Entra di qua. Vieni Max! Anche di qui. Porca miseria, è bellissimo. E qui si riesce. No, vabbè, guardate qua, oh. Mica il camino, che spreco. Piccione morto. A volte si cammina. Calma, ah, guarda cosa c'è su il solaio. Per me c'è qualche cadavere. Qua c'è un bagno. No, non ci credo. Sul palco. Porca miseria, ma che storia! Avevo il cammino. Ma porca miseria, ma questa è una casa della Madonna. Da su dormivano. No, spettacolare. Cioè, guardate che roba! Ma porca miseria! Ma che spreco di posto! Questi soldi li ristrutturerei io, ma la tengo io. Panorama, poi... a volontà. Cioè, io davvero... Io sto pensando a consegnare, io voglio entrare da questa finestra, da fuori.
luce e mi scendo le scale. Se da qui mi viene il segnale mi nascondo lì. Che testa di cazzo. Cerchiamo di aprire il portone. Non un attimo. Vai, perfetto. Grande Max, Assicura dei vecchi tempi. apri le porte del castello. La serratura. No. Oh, Non si va a bloccare. non si apre. Il cardine non c'è più. Non è un passuto. Oh, dai, lascialo. Oh. Grande. Questa viene. Si leva sta roba lì. E siamo di nuovo qui. Un notaio, ovviamente. Oh, wow. Guardate qua che roba, La ragazzi. carriera. Questo deve essere. I pudroni vieni così. Purtroppo non ho la luce. Ragazzi, venite a vedere. Questi sono botti del vino, vero? Sì, e poi sono moderne. Queste sono botticine, stai piccolina, forse era nel fianco. Abbiamo trovato la cantina. Wow. Tutte le botti. Spettacolo. Spettacolo. No, ma che roba veramente figa, raga. Contento. Meglio di Montevigione, dai. Secondo me sì, alla fine di Montegione, il discorso di giovedì. Questa è ufficiale, in modalità Urbex, ragazzi. Eh sì. Siamo degli FPV pilot, ma con l'Urbex nell'anima, con la voglia di cose abbandonate. No, vabbè, ma che cavolo. Ho sbattuto tutto qui dentro. Confesso che sono un po' amareggiato. Cioè, ma puoi? Ma puoi? Questo è una meraviglia. È la storia. Come puoi buttarla e renderla una discarica? Bah. Allora, queste sono le stalle. Che incredibile, ragazzi. Oh. Sono stalle. Beh, ragazzi, il tour per il castello l'abbiamo fatto, direi tanta roba. Un po' amareggiati, siamo amareggiati, vero Max? Porca miseria, è uno spettacolo sto posto e lasciarlo così in rovina è veramente una tristezza. Però adesso è il momento di accendere i radiocomandi, visori e i nostri droni. E never disarm. E facciamo un po' di cinema. Adesso andiamo giù per un po'. Iscrivetevi, insultatemi. Iscrivetevi, Citruzzo commenta, bla bla bla. Ciao Citruzzo! Sì, siamo un po' lontani adesso, però ci sta.